Radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Grazie Radio Libertà. Noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali, abbiamo l'ufficio Anone, a sede generale in via Volvera 3, e chi volesse come mettersi in contatto con noi deve fare il 328 07 15 232 oppure inviare delle email a ufrapportisociali@libero.it, che noi abbiamo appunto, per dare la disponibilità, e ringraziamo questa radio che ce lo concede. A Torino abbiamo gli studi per gli avvocati civili, penali, amministrativi, eccetera. A Moncalieri gli uffici per ingegneri, architetti, professionisti, eccetera. A Collegno ufficio di commercialisti, assicurazioni, eccetera. E a None, base principale, l'ufficio per il CAF, il patronato, l'INPS, e abbiamo anche proprio oggi con noi anche nel settore di volontariato i giornalisti, e oggi abbiamo in collegamento con noi, che poi questa persona la trovate dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, con appuntamento proprio lì a None, no? Da noi in via Volvera 3 presente. Si chiama Federico Rabbia ed è un giornalista molto conosciuto, importante, e scrive nell'Eco del Chisone, è un settimanale molto molto conosciuto. Poi adesso ne approfitterò, anche se io manco di rispetto, perché così gli chiederò delle cose un po' strane. E lui oggi è in collegamento con noi perché ci dovrà parlare di attività sportive, di novità e corsi, tutto quello che succede, e spiegherà chi è, quali sono le motivazioni, eccetera. E avrà senz'altro con sé anche qualche altro personaggio importante per farci capire di cosa stiamo parlando, in maniera da chi ci ascolta sa che noi come associazione siamo appunto tutti col volontariato e disponibili con tutte le situazioni di sanità, di salute, di lavoro e di vita. Quindi io ringrazio adesso prima la radio e poi vedo se Federico Rabbia è in collegamento, e tengo anche il collegamento anche al suo principale. Federico, se ci sei ti do il benvenuto, poi diciamo che dopo abbiamo con noi anche ancora l'architetto Arturo Caligaro. Quindi grazie Federico. Come va? Sei contento? Sì, ciao Luigi, ti ringrazio per questo spazio che mi concedi stamattina e saluto tutti i radioascoltatori. Sì, quello che mi interessa è che so che c'hai delle novità, delle notizie, perché io non sempre riesco. So che c'è, per esempio, domenica, ecco perché questa radio è importante, Federico, perché diciamo le cose che capitano 2 ore dopo, che sono capitate mezz'ora prima. Più di così non possiamo ringraziare. So che domani c'è una finale di football americano under 18 al Vigorelli, cioè me li spieghi tu, io ti faccio 2 o 3 domande e poi tu con calma rispondi, e se anche qualcuno andiamo avanti. Poi mi pare che c'è anche un baseball lì di una notizia, mi pare una notizia molto se vogliamo dallo spirito, diciamo, di fine anno, molto natalizia di baseball che ho battuto personalmente sul sito dell'Eco del Chisone, e ne parleremo dopo ovviamente. Sì, no, erano le 3 cose, così poi mi parli anche le 3 cose, mentre la terza cosa è una notizia che riguarda una scuola di canto di Candiolo che ha partecipato a un progetto di cooperazione internazionale attraverso un'associazione che si chiama Oremi di Asti, legata alla congregazione astigiana sacerdotale Gli Oblati di San Giuseppe Marello. E anche di questo sarà, diciamo, la terza notizia che daremo, e che potrete poi tutte queste, soprattutto la notizia di baseball e la notizia di questa scuola, dirò poi, potete trovarla potete trovarla poi scorrendo il sito dell'Eco del Chisone con le notizie online. Vai pure, inizia pure tranquillo. Allora la cosa più importante a livello sportivo, io sono anche qua con Paolo Paschetto, che è il dirigente sportivo dei Giaguari Torino, che è una storica squadra italiana e piemontese di football americano. Domani al velodromo Vigorelli alle ore 16 ci sarà il kick-off, per chi non è del mestiere, il calcio d'apertura, cioè l'avvio della partita, della finale di Under 18
tra i Giaguari Torino e i Duchi Ferrara. E allora come arrivano i Giaguari a questa finale? In semifinale, quindi c'è stato prima un girone, se vogliamo, un girone all'italiana, se vogliamo dirla così, e poi ci sono stati i quarti di finale e le semifinali. E in semifinali i gialloneri, perché loro hanno questa casacca giallonera, hanno espugnato il campo dei Guelfi Firenze per 21-18 e quindi andranno a giocare la finale proprio domenica con i Duchi Ferrara. Ora questa per loro è nel giro di un anno è la seconda finale consecutiva, scudetto. L'altro anno persero a Firenze al Guelfi Sports Center proprio contro i Panthers Parma. Quindi un'occasione per rifarsi, ma è una doppia occasione perché questo ce lo dà questo dato storico ce lo dà l'ha detto stampa Massimo Foglio dei Giaguari Torino. Proprio nel 1983 il campionato giovanile italiano, allora riservato alle Under 21, iniziò, cioè fu la prima edizione, e i Giaguari, in una mista con i Tauri Torino denominata all'epoca Cobra, giocarono proprio contro i Duchi Ferrara e persero questa storica finale. E quindi è anche un'occasione di rivincita, no? Quindi la domanda che abbiamo anche fatto sul giornale è: per loro questa domenica sarà sinonimo di gloria sportiva? E speriamo di sì, ovviamente, e l'auspicio è questo, almeno per noi di Torino. E abbiamo in collegamento appunto Paolo Paschetto, che è il dirigente sportivo dei Giaguari, che ci spiegherà un po' come vede questa partita e in quali condizioni soprattutto arriva la squadra, cioè se la rosa, sapete che il football americano si compone dell'attacco, della difesa, dello special team, soprattutto se se in rosa ci sono infortunati o se la squadra arriva, diciamo, in condizioni ottimali. Quindi io darei la palla a lui e lo saluto. Ciao Paolo. Allora, hai detto praticamente tutto quello che c'era da dire, a parte la condizione della squadra e come arriviamo a questa finale. Arriviamo abbastanza carichi perché veniamo appunto l'anno scorso da una finale persa e poter nuovamente disputare una finale giovanile ci gasa moltissimo. Speriamo che le cose vadano bene, anche perché appunto un precedente un po' vecchiotto, 23 anni fa andammo a giocare a Ferrara, perdemmo quella finale, anche di poco, 20-14. Tra l'altro io giocavo, era il mio primo anno, quindi quanto tempo è passato. Certo. Speriamo di ribaltare quel risultato, di vendicare, tra virgolette, sportivamente quella sconfitta e di rimediare a quella dell'altro anno. La squadra comunque è buona, non abbiamo infortuni, arriviamo a ranghi completi, abbiamo un po', rispetto alla nostra tradizione, siamo un po' carenti nel gioco di lancio, che è sempre stato uno dei nostri marchi di fabbrica, però comunque la squadra è solida e ci sono delle buone individualità che fanno ben sperare, ecco. Senti, vogliamo ricordare anche il nome dell'head coach, cioè del capo allenatore. Sapete che nel football ci sono diversi, c'è l'allenatore dell'attacco, della difesa e poi c'è, diciamo, chi li coordina, e in questo caso l'head coach. Vogliamo dire il suo nome? Una struttura piramidale di comando, tra virgolette, no? Sicuramente, essendo uno sport complesso e con molti atleti, perché ne vanno 11 in campo, ma come hai detto giustamente la rosa, che da noi si chiama roster, l'insieme dei giocatori è fatto di 35, anche 40-50 giocatori, poi dipende, nei senior si gioca 11 contro 11, invece nel football under 18 si gioca 9 contro 9, però comunque i ragazzi sono più di 30 e vanno coordinati e allenati con degli specifici allenatori di reparto. Il capo allenatore è Davide Pizzimento, ex giocatore di Giaguari, allenatore anche del team senior, che ovviamente è aiutato da tutto lo staff e si presenta a questa partita in perfetta forma, lui come allenatore e comunque con una squadra a disposizione agguerrita, ragazzi che tra l'altro hanno anche già esperienza di squadra senior, perché alcuni giocano già da un paio d'anni in prima divisione. Molto bene, molto bene. Allora adesso vogliamo anche ricordare una curiosità, perché la vostra, diciamo, la vostra sede storica, le partite in casa, e il vostro campo storico è lo Stadio Primo Nebbiolo di Parco Ruffini a Torino, ma da 2 anni, praticamente dalla scorsa stagione,
sia la prima squadra che le giovanili, visto che il vostro storico stadio è in manutenzione, proprietà del comune di Torino, tra l'altro, se non erro, e voi state giocando a Borgaretto, che è una frazione di Beinasco, in provincia di Torino, ecco. Quindi il campo si chiama il Totta, no? E della società che lo ha, che sarebbe un Beinasco Borgaretto, e chi ci ospita già dall'anno scorso. Devo dire che, a parte che sono degli ospiti davvero eccezionali, perché si sono messi a disposizione nostra. La struttura è una bella struttura, purtroppo lo spazio non è quello che avevamo a Ruffini, però comunque è una cornice che va benissimo a noi e poi è stato un rimedio assolutamente ben trovato. Speriamo che i lavori al Ruffini finiscano con tempi normali, di poter rientrare in autunno dell'anno prossimo, di quest'anno, del 2025, con le campionati giovanili. Con la prima squadra saremo di nuovo al Totta anche per questa stagione. Ecco, tra l'altro c'è una cosa da dire, magari tu puoi spiegarlo meglio di me, ma tutte le volte che vengo a seguirvi come giornalista per la cronaca delle partite, intanto quest'anno c'era anche DAZN, perché i Giaguari, ricordiamo, fanno il campionato di IFL, cioè il campionato di massima divisione. E comunque l'impianto era sempre pieno ed è anche come dire, una giornata di festa, cioè si vive molto bene, no? Al di là poi dell'esito del campo. Quindi sono tanti anni che un pochettino il football per adesso, io non escludo che in futuro le cose possano anche magari andare peggio, però è assolutamente libero da tifoserie, scontri o tifo acceso. Cioè, il tifo è caloroso, però è un tifo sempre pro e mai contro qualcuno, non si sono mai verificati episodi, e quindi il clima è assolutamente di festa. Oltretutto c'è nella struttura del Totta, che è molto bella, c'è un di ristoro, bar, ci sono le salamelle da mangiare durante o dopo la partita, quindi in realtà è una grande festa. Poi l'impianto è, pur essendo piccolo, perché comunque è un impianto pensato per squadre di calcio delle divisioni più basse, però è un bell'impianto e ci ha fatto la funzione di casa molto bene e ce la farà anche quest'anno, quindi siamo contenti. Tra l'altro anche contenta la società, perché l'impianto è sempre pieno e quindi, voglio dire, c'è sempre una, diciamo, come si può dire, sold out, no? Nella vendita dei biglietti. Vedi Federico, il Ruffini sicuramente ha una capienza molto più ampia, per cui magari gli spettatori si disperdono, no? Invece al Totta decisamente la tribuna è sempre piena, perché sono tutti concentrati lì, e quindi anche da quel punto di vista è un bel vedere. Ecco, chiudiamo Paolo, ricordando che a febbraio inizia il campionato di IFL, la massima divisione appunto sportiva in Italia, e se ci sai già anticipare o ci puoi dare delle indicazioni per capire il calendario, o contro chi sarà eventualmente la prima partita, chi incontreranno i Giaguari nella prima partita, e dove si terrà quest'anno la finale poi italiana di football. Allora, il campionato quest'anno vede la 12 squadre partecipanti, che è un numero abbastanza alto, perché comunque il football ha conosciuto periodi di crisi, cioè in netta ripresa. Il 12 squadre in Serie A sono tanta roba per noi. Saremo divisi in 2 gironi da 6, a base più o meno geografica, con qualche aggiustamento. Il campionato si articolerà in ben 10 giornate, faremo partite di andata e ritorno con le squadre di girone, e poi ci saranno i playoff. La finale, come è successo già nel 2023, verrà giocata a Toledo, nell'Ohio, nello stato dell'Ohio, nella zona dei Grandi Laghi, che è una città in cui una città industriale. La comunità italiana del luogo si è interessata al football italiano, è nata questa partnership che ha portato già il Super Bowl negli Stati Uniti nel 2023 e si replicherà nel 2025. Quindi per chi ci andrà, speriamo anche per i Giaguari,
sarà un'occasione comunque ghiotta, non solo essere in finale, ma giocarsela anche negli Stati Uniti. È una bella opportunità. Ecco, allora diciamo ancora due cosine che sono interessanti, o penso che possano interessare gli spettatori, i radioascoltatori. Quest'anno c'è stato un cambio di allenatore, prima era l'americano statunitense del Minnesota Jim Nendel, e adesso invece un nuovo allenatore, mi sembra arrivi, abbiamo scritto anche sul giornale, sempre dal Minnesota. Come si chiama? Vuoi ricordarlo? Sì. Si tratta di Kurt Rambler, che è un allenatore con esperienza già in Europa da diversi anni, e viene comunque dal mondo statunitense, per cui è certificato come ottimo allenatore. Viene anche lui dal Minnesota. Curiosità, noi l'anno scorso avevamo sia il coach Jim Nendel sia uno dei giocatori stranieri che venivano dal Minnesota. Quest'anno abbiamo continuato questa tradizione e abbiamo questo coach capo allenatore per la stagione del 2025 che anche lui viene dal Minnesota. In più devo dirti, giusto ieri sono andato all'aeroporto a prendere il coach di difesa, che sarà invece un finlandese, quindi il freddo la farà da padrone, con questi due allenatori vengono da due paesi molto freddi. Il coach finlandese che si occuperà della difesa è anche un allenatore di esperienza, anche lui ha già allenato in Italia a Roma per 2 stagioni, è stato allenatore della nazionale finlandese sia senior che junior, quindi anche lui uomo di esperienza, si è già messo al lavoro. Stamattina io sono qui vicino al campo di allenamento, che è quello che adesso stiamo usando in Piazza Robina, al posto del Ruffini. Vogliamo dire l'ultima curiosità, ecco, la società, ricordiamo il presidente Cerra, no? E qual è un po' l'obiettivo di quest'anno? Io immagino i playoff, però insomma lascio dire a te. Guarda, io non so perché penso che porti sfortuna. La squadra è stata ovviamente la possibilità sono arrivati 2 giocatori stranieri che sostituiscono i 2 dell'altro anno. Avremo un quarterback americano, mentre l'anno scorso aveva giocato il buonissimo italiano Nicolas Dalmasso, però questo si è preferito andare un po' più sul sicuro, tra virgolette, perché certo, vi garantiscono una tecnica che ahimè al momento è superiore. Anche perché il quarterback, ricordiamo anche chi magari non segue abitualmente il football, è un ruolo fondamentale, è un po' il regista dell'attacco, no? Sì, assolutamente, è l'uomo da cui passano tutte le azioni d'attacco, è quello che decide, o gli allenatori, ma ovviamente lui in campo è quello che decide lo schema, che chiama e che smista la palla, quindi è fondamentale, è un ruolo fondamentale. Purtroppo il football italiano è ancora indietro rispetto a quello statunitense, per cui la figura del quarterback è sempre un ruolo molto difficile e gli italiani lo stanno imparando e molti ragazzi nostri sono in gamba, anche perché poi in nazionale possono andare solo ragazzi italiani, quindi si sta cercando di farli crescere, però ovviamente un americano garantisce un tasso tecnico maggiore, questo purtroppo per adesso è ancora così, poi vedremo, magari in futuro gli italiani faranno la loro parte. Tra l'altro ti dico le ultime 2 cose, se le dico velocemente, sì. A parte il fatto che l'Italia è comunque campione d'Europa, quindi il nostro football a livello europeo conta qualcosa. E poi volevo aggiungere soltanto l'inizio del campionato quest'anno sarà nel weekend tra il 15 e il 16 febbraio. Non sono state ancora decise le date, quindi non so ancora se giocheremo di sabato o di domenica. Facilmente giocheremo di sabato pomeriggio, però ancora non c'è l'ufficialità, per cui lo lascio in sospeso. Magari i radioascoltatori vanno a vedere su internet, sul nostro sito o sul sito dell'Eco, dove ci sono anche le notizie sui Jaguar. Certo, e ricordiamo che oh mamma mia, adesso sto perdendo il filo, scusate. No, però volevo dire che le partite della IFL vengono trasmesse anche a rotazione, una alla settimana da DAZN. Sì, avevamo un contratto con DAZN già 2 anni fa, l'anno scorso si è concretizzato, per cui anche quest'anno saremo su DAZN. Anche lì il calendario è stato annunciato
con tutte le date e tutte le partite, però ancora non c'è il calendario televisivo. Molto bene. No, informarsi ovviamente, ormai però devo dirti che l'informazione su internet è pronta e disponibile per tutti, quindi si può trovare qualsiasi cosa. Molto bene. E se andrà in porto l'accordo con l'Eco del Chisone, che stiamo portando avanti, ci stiamo lavorando, avremo anche le news sul sito, eventualmente sul giornale. Grazie Paolo, e ricordiamo l'appuntamento domani alle ore 16, finale Under 18 di football americano a Milano al Velodromo Vigorelli tra Giaguari Torino e Duchi Ferrara. Grazie Paolo, è stato un piacere. Buona giornata. Allora, grazie, grande Federico. Volevo dire, diglielo pure al nostro collega amico che possiamo collegarci, così le date, le disponibilità, le realizzazioni le può pubblicare e le può dire pubblicamente grazie a questa radio, col nostro collegamento, spiegare agli ascoltatori anche i giorni, le ore, i luoghi, eccetera, senza problemi, anche perché grande, come ti stavo dicendo Federico, noi abbiamo anche il settore sportivo del quale tu come giornalista sei il vertice, perché lì siamo a casa tua a dire le cose, quindi la gente se vuole avere informazioni tu dirai come fare per mettersi in contatto con te, però sei presente con noi praticamente il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, proprio lì a Noni in via Volvera 3, che poi è casa tua. Chiaramente sono solo da specificare potenzialmente presente, perché poi dipende dagli impegni lavorativi, ma sicuramente se si fissa se si fissa un appuntamento, cerco di esserci chiaramente. Esatto, ma io volevo dirti che lo dicevo perché ci interessiamo di sport, non solo a livello, come dici tu, questi sono livelli molto importanti, conosciuti, anche a livello di disabili. Cioè abbiamo i campioni, noi lavoriamo e collaboriamo proprio per chi magari non ha la possibilità di essere conosciuto, sentito e visto, e poi magari alle cariche, ai risultati migliori. Perché, scusa, come ha detto il nostro rappresentante, il tuo amico adesso, non è che ha parlato di un qualcosa che è cresciuto ieri sera, qui si parla di cose molto molto serie, e gli sportivi che ascoltano vedrai che ti seguiranno. Secondo luogo, se vuoi spiegarmi velocemente prima dell'interruzione, che poi abbiamo Arturo in collegamento, la cosa del baseball per quanto riguarda la cosa di guarda, te lo spiego leggendo la notizia battuta sul sito online dell'Eco del Chisone venerdì 27 dicembre. Quindi chi vuole poi andarla, ad approfondire, può andare sul sito e cercare questa notizia. Allora io leggo proprio sinteticamente la parte iniziale. Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Baseball e Softball ha donato ai ragazzi della località cubana di Santi Spiritus non solo palle da baseball, ma un'intera fornitura per una destinazione particolare del baseball, ovvero il baseball 5, che si può giocare anche in strada. In sostanza hanno aiutato questa realtà. Ricordiamo che Cuba il baseball è sport nazionale, che Cuba vanta una grandissima tradizione a livello nazionale, è stata diverse volte campione del mondo. Ci sono queste due realtà cubane, questa realtà cubana che si trovava in difficoltà e quindi è stata fatta questa donazione. Che cosa dicono dal Comitato Regionale Piemonte della Federazione Baseball? Un gesto puramente simbolico ma significativo, che tende a sostenere i giovani appassionati del baseball in una terra dove questo sport è molto più di un gioco, ma è parte della cultura e dell'identità nazionale. E questa era la seconda notizia che avevo piacere di dare, perché è una notizia, se vogliamo, local global. E poi poi concludo sulla stessa falsariga di cooperazione internazionale. Ecco, anche questa è una notizia che potrete trovare col video, tra l'altro, sul sito online dell'Eco del Chisone. Vi leggo il titolo: Candiolo, gli allievi della Voice Academy cantano per il Mozambico. Cioè questa scuola di canto candiolese ha partecipato a un progetto di cooperazione internazionale legato
che è stato promosso dall'associazione Oremi di Asti, un'associazione un ODV, e quindi un ODV no profit, e questa associazione Oremi di Asti è legata alla congregazione astigiana sacerdotale che si chiama Gli Oblati di San Giuseppe Marello. In sostanza, la Eco Voice Academy ha prodotto un video in collaborazione con altre realtà dove i suoi allievi hanno cantato la celebre We Are the World, e andando sul sito dell'Eco troverete tutte le indicazioni, ma andando anche a collegarvi direttamente poi sulla pagina YouTube dove è stato pubblicato questo sito, c'è il link sul sito dell'Eco, potrete trovare il link diretto al video e quindi gustarvi anche il video musicale. Ci sono poi tutte le come si può dire, c'è tutta la spiegazione per poter fare una donazione per alcuni progetti solidari in Mozambico, a Nampula, capoluogo del distretto della provincia omonima, e del distretto di Barara. E leggerete poi nello specifico i progetti che volendo si possono andare ad aiutare. E ricordiamo l'associazione Oremi di Asti, che è un po' la progenitrice e la fautrice di questo progetto, è nata 20 anni fa. E Monica Roero sottolinea, questo lo potrete leggere nell'articolo, la nostra è un'associazione no profit costituita per sostenere alcune popolazioni povere dal punto di vista alimentare o dal punto di vista dell'assistenza sociosanitaria, della formazione scolastica e professionale. Ecco, questo è quanto, e c'è questa iniziativa legata a questa raccolta fondi che è molto bella, e vi potrete anche vedere e gustare il video di We Are the World, che è cantato in modo splendido da questa scuola di canto cagnolese che si chiama, ricordiamo, Voice Academy. Niente, io avrei finito con le notizie, mi sembravano delle notizie belle dalla valenza nazionale e internazionale, mi sembrava bello, come dicevo ieri a Luigi, poterle dire in Radio Libertà. Grazie. D'ora in avanti parlerai con me in Radio Libertà tutte le volte che vuoi, perché siamo in casa insieme, quindi allora ti ringrazio, poi ci sentiamo, se vieni già martedì ne parliamo ancora, perché 2 cose da dirti, perché mi hanno già chiamato, e poi stai tranquillo, perché la gente che ascolta non sembra, ma poi ci segue, e sapendo che, come ti ho detto, il problema noi lo risolviamo, cerchiamo di risolverlo sia a quelli cosiddetti bei, giovani, tranquilli e potenti, sia a quelli meno giovani, meno potenti e magari disabili. Ecco perché la gente viene da noi. Quindi, caro Federico, ti do un grande ringraziamento, ti do un forte abbraccio e ci sentiamo, così dopo abbiamo ancora una decina di minuti per parlare anche purtroppo dei temi riguardanti la nostra associazione, che si interessa appunto per il nuovo codice della strada, ecco, che ogni giorno ci sono novità. Grazie, certo. Ci sentiamo. Grazie. Poi se scrivi qualcosa sul tuo settimanale lo diremo sempre in radio. Grazie, bello. Va bene, grazie mille, grazie. Grazie a te. Allora voi in studio, e poi tra un minuto parleremo con l'architetto, così lo facciamo parlare un po' meno, visto che non sto tanto bene. A voi studio, grazie. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero, per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Luigi, Arturo, a voi la linea. Grazie, benvenuto. Arturo,
Allora, prima ho fatto parlare il nostro gruppo, sai che abbiamo nei volontari, c'è anche il gruppo del settore dei giornalisti, ho fatto parlare appunto quello che conosci, Federico Rabbia, con il quale hai capito, perché ci hai seguito, ha parlato di avvenimenti veramente interessanti e così dimostriamo di quello che diciamo corrisponde alla verità. Comunque Arturo, come stai? Se faccio presentare che poi ti devo fare la domanda da far girare le palle perché ce l'ho qui davanti, sulle nuove telecamere che multano 24. Comunque Arturo, ti do la parola, dai, presentati, ciao, bello. Buongiorno agli ascoltatori, ciao Luigi, un ringraziamento alla regia. Siamo qua, sì, abbiamo avuto come ospite oggi Rabbia, che è un giornalista molto conosciuto sul territorio nella parte sud di Torino, uno dei pochi giornalisti che si interessa anche dei problemi più particolari, quindi del problema del volontariato, dello sport, che è un po' una Cenerentola sugli altri giornali, sui giornali della provincia di Torino, quindi ben venga anche a Radio Padania, a Radio Libertà, un'informazione capillare anche con professionisti che lavorano sul territorio. Vai pure Luigi. No, siccome fa parte della famiglia, no? Io ho detto anche che chi vuole può prenotare chiamando il 328 07 15 232 e prende l'appuntamento anche con lui, visto che lui siamo a casa sua, no? È inutile star lì. Allora, iniziamo di una cosa un po' seria, ci avrai qualche minuto anche tu per rispondere. Senti un po', qui dice attualità, il comune di Torino accende le nuove telecamere che multano 24 ore su 24 gli automobilisti indisciplinati a Torino, logicamente. Dove sono e cosa filmano? Poi tu li dovrai spiegare, perché io leggo, poi tu dimostrerai che la lettura poi diventa realtà. Quindi dice che a Torino, Arturo, saranno attive dal 15 gennaio, ecco perché ti rompo le palle oggi, perché noi diamo le notizie che poi il giorno dopo si verificano, almeno cerchiamo di evitare problemi a chi ci ascolta per affrontare cose che magari non era a conoscenza. Allora, le 3 nuove telecamere che controlleranno 24 ore su 24 le corsie preferenziali, rilevando i passaggi e sanzionando i veicoli non autorizzati. Lo annuncia il comune che nelle scorse settimane aveva anticipato l'intenzione di installarle, poi spiegherai. Allora, dove sono? Spiegagli poi dove sono, perché io non conosco mica tutta la zona. Allora, le telecamere sono lungo il lato nord della carreggiata nord di Corso Vittorio Emanuele II, nei tratti compresi tra via dell'Arsenale e Corso Re Umberto, tra le vie San Francesco da Paola e Carlo Alberto e tra via Falcone e Corso Ferrucci. Poi, a cosa servono? L'obiettivo per il municipio, lo sai qual è? È rendere effettivo il rispetto delle corsie riservate e delle regole che determinano il loro utilizzo, che esistono da anni, dice, ma spesso non vengono rispettate, poi spiegheremo. Sulle corsie preferenziali, infatti, possono transitare solo i veicoli GTT in servizio pubblico e di assistenza e manutenzione, gli autobus in servizio di linea intercomunale, i mezzi del trasporto pubblico locale non in linea, ovvero sia taxi e NCC, e i veicoli delle forze di polizia, della polizia municipale, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, i ciclomotori e motocicli a 2 ruote o a doppia ruota interiore. I controlli, poi spiegheremo cosa sono, per prevenire le violazioni e dare massima informazione delle novità per i primi giorni di accensione dei dispositivi, è previsto il presidio da parte delle pattuglie della Polizia Municipale dei varchi che saranno via via attivati, poi vediamo se è giusto o meno. E le altre telecamere sono il Corso Vittorio Emanuele II
non sono le uniche telecamere di questo tipo che il comune vuole installare. Cercami di spiegarmi quante ne deve mettere, poi Arturo. Prossimamente, secondo quanto era stato annunciato a dicembre, ne arriveranno altre 22 per un totale di 25 dispositivi. Adesso sfogati, spiegami e fai capire alla gente di cosa si tratta e cosa sta succedendo a Torino, caro Arturo, vai. Sì, a Torino sta succedendo un semplice fatto. Visto che non riescono a quadrare il bilancio con le entrate normali, perché non sanno amministrare, quindi a volte sprecano le risorse in 1000 rivoli di cose non istituzionali, devono studiarsi come pareggiare i conti del comune. E qual è il metodo migliore? È quello di fare cassa sull'automobile. Diciamo che le corsie preferenziali ci sono sempre state a Torino, solo che manca la volontà di farle osservare, no? Di fare educazione stradale come si farà nei primi giorni con le pattuglie della polizia municipale che informeranno i cittadini di queste nuove telecamere e come dovrebbe essere abitualmente senza telecamere. Il problema è proprio solo quello, che è molto più comodo e fa molta più cassa una telecamera che rileva le targhe di chi transita nelle corsie preferenziali che non mettersi lì a pagare le pattuglie che devono fare il controllo della strada. In una città poi, che non è Milano, dove queste follie possono in qualche modo essere giustificate, no, ma in una città dove non ha una rete di metropolitana avanzata come a Milano, come a Napoli, come a Roma, come hanno le grosse metropoli. A Torino non ci sono i mezzi pubblici sotterranei, quindi è ovvio che è molto meno oneroso un investimento sulle telecamere che non gli investimenti per realizzare una rete di metropolitana. Questi fenomeni che fanno la guerra all'automobile in tutte le sue forme e sfaccettature non pensano che occorre investire per realizzare mezzi sotterranei che in qualche modo lasciano spazio al traffico, perché sennò chiudendo alcune corsie, perché poi a Torino abbiamo le corsie preferenziali, i marciapiedi pedonali, le piste ciclabili, le piste per i monopattini, non si può più parcheggiare, quindi non rimane più spazio per le autovetture. Nella capitale dell'automobile abbiamo eliminato o tentiamo di eliminare proprio la presenza delle automobili. Per loro la città ideale è quella della ZTL, dove tutti vanno o col monopattino o con la bici elettrica e non più automobili. Il prossimo passo sarà anche quello dei pullman elettrici, in modo da non avere motori a combustione interna che circolino per la città, e non tralasciando il fatto che questo vuol dire fare cassa alle spalle degli automobilisti per finanziare magari il Gay Pride, Torino capitale dell'inclusione, queste cose qua, no? A spese degli automobilisti. Purtroppo c'è un però, che i cittadini torinesi continuano a votare questo, no? Anche chi usa l'automobile tutti i giorni, poi quando si tratta di andare a votare trovano comodo votare queste linee politiche. Un altro ragionamento che bisogna fare è che, ad esempio, in alcuni comuni, non dico Torino magari nel centro, ma in periferia o nei comuni limitrofi, che sono state investite decine di milioni di euro per le piste ciclabili e che non c'è mai nessuno, no? Dobbiamo guardare la realtà delle cose. Sulle piste ciclabili io vedo Moncaglieri, ma altri comuni non c'è mai nessuno, passerà una bicicletta al giorno, quindi abbiamo fatto investimenti milionari per realizzare queste piste quando queste risorse potevano essere dirottate per la costruzione di metropolitane o in qualche altra forma di mobilità
che non intralciasse il flusso, il deflusso dei veicoli normali come quello dei pullman e dei tram di superficie, perché esistono già delle norme attualmente che dove c'è la sede tranviaria, e Torino fortunatamente alcuni tratti di rete tranviaria l'ha mantenuti dopo il furore ideologico della sinistra che li voleva togliere tutti. A Torino abbiamo tolto i filobus, no? Che era una mobilità non inquinante, non impattante, però i filobus non li produceva la Fiat e quindi a Torino sono stati tolti tutti. I tram sono stati di nuovo valorizzati quando anche una parte della produzione è stata fatta da industrie italiane. Però al di là di questo ragionamento politico, la sostanza è che a Torino non si vogliono più le automobili nel centro, quindi si studiano tutti i modi per fare cassa e per scoraggiare l'utilizzo dell'autovettura. Però se la linea politica per scoraggiare l'uso dell'autovettura potrebbe essere condivisibile, dall'altra parte bisognerebbe fare investimenti sostanziosi sulla mobilità che funziona, come quella delle metropolitane. Non buttare via i soldi come abbiamo fatto a Torino a Piazza Baldissera, oppure avere dei lavori che durano dei decenni, sotto passaggio del lingotto e una per tutte. Quindi occorrerebbe che ci fosse una classe politica che ragiona pragmaticamente, non ideologicamente come quella che è attuale. Questa attuale è basata solo sul fare cassa sulle autovetture e soprattutto scoraggiare l'uso delle autovetture nel centro. Vedi, non si realizzano parcheggi a Torino, non si fa nulla per l'autovettura, si fa solo tutto per questo finto ambientalismo della mobilità, dei monopattini, che adesso vedremo come andrà a finire con le nuove norme, o con la mobilità alternativa, quella delle biciclette, che possono utilizzare solo i pochi che abitano nel contorno del centro storico. Quindi è un'altra forma di cercare di avere delle risorse alle spalle degli automobilisti e per non intraprendere azioni strutturali di riduzione sia dell'inquinamento e soprattutto favorire una mobilità alternativa, quella pubblica, che a Torino non esiste. Quindi questi fenomeni, che sono campioni dell'ambientalismo, non investono nella rete dei trasporti pubblici, nella velocizzazione dei trasporti pubblici, ma solo facendo cassa sugli automobilisti. Sì, ma c'è anche un'altra novità, caro Arturo, perché tu non ti vanti, io insomma, mi permetto di prendere il tuo posto. Ti ricordi, sempre per il codice della strada, che è la base della nostra discussione, noi dicevamo appunto che chi prendeva le medicine, chi si curava, eccetera, correva dei grossi rischi e quindi doveva stare attento. Ma l'altra sera, Arturo, il ministro Salvini ha parlato e ha detto le cose come stanno, se io le ho capite bene, come le spieghi. Ha detto che dobbiamo continuare a prendere le medicine come le abbiamo sempre prese, curarci come abbiamo sempre fatto. Il codice della strada non c'entra niente, basta che abbiamo con noi, se ho capito bene, il foglietto della cura che stiamo facendo. Cioè, se io uso dei prodotti XXY è perché me l'ha indicato il professore XXY, cioè perché io devo avere con me la richiesta per la quale ho usato quel prodotto che magari mi ha creato un problema durante il controllo che mi hanno fatto i vigili, i poliziotti, i carabinieri. Ho capito male? È giusto o meno? Perché se è così, quello che hai detto tu e noi insieme da qualche settimana, da qualche mese, è andato a buon fine. Quindi vuol dire che qualcuno ci ascolta e ci seguono, e poi la risposta mi pare è così come l'ho capita io, o ho ancora capito male, Arturo? Che ne dici? Dai tu la risposta giusta. No, hai capito benissimo. C'è l'interpretazione ufficiale del ministro su quello che dovrà essere il meccanismo dei controlli
su chi fa uso di sostanze che possono alterare l'attenzione mentre uno è alla guida dell'autovettura. Per cui basta avere la prescrizione medica e la diagnosi medica che tu sei costretto a prendere quel farmaco. Ti faccio un esempio. Io nei giorni scorsi ho avuto molta tosse e prendevo per calmare la tosse la codeina. Sulla scatola del farmaco c'è scritto chiaramente che in qualche modo può influire sull'uso mentre sei alla guida, può provocare in alcuni casi dei problemi. No, io se prendo la codeina basta che giri con la prescrizione del mio medico che mi dice che io ho la tosse, sto prendendo la codeina perché ho la tosse e altrimenti non riuscirei a curarla in un altro modo, la faccio vedere agli agenti della polizia che mi controllano e quindi io risulto essere a posto perché dimostro il fatto che non faccio uso di sostanze psicotrope e tantomeno di sostanze alcoliche dopo essere. E così con tanti altri farmaci, quasi tutti i farmaci possono causare, se noi leggiamo tutti i farmaci, non so se tu hai provato a perdere un po' di tempo, io ho provato a perdere un po' di tempo, visto questa interpretazione di molti farmaci di uso normale, cioè antipiretici, sulfamidici, in tutti c'è scritto che di non mettersi a usare macchinari pericolosi o che possono provocare disturbi durante la guida, ma è una tutela che tutte le case farmaceutiche oramai fanno, mettono le mani avanti su tutti i prodotti che producono per non essere poi accusati in qualche maniera da qualche magistrato di corresponsabilità. Allora, se voi leggete i bugiardini delle medicine, non ti dicono che cosa fa, cosa c'è, dice non prenderlo in questi casi. Tra gli altri, in quasi tutti i farmaci c'è appunto la dicitura che può alterare le reazioni in caso di guida. Per cui, se tu hai una prescrizione medica, è ovvio, prendi qualsiasi farmaco che provoca alterazioni della cognizione quando usi la guida, quando sei alla guida e quindi in qualche modo potresti essere sanzionato. Il ministro ha fatto chiarezza, ha recepito quello che dicevi tu nelle scorse settimane, quindi ha dato un'interpretazione autentica. Adesso uno potrà guidare tranquillamente il suo mezzo, la sua autovettura, se fa uso di alcuni farmaci. Basta avere la prescrizione medica e il medico che si assume poi la responsabilità del fatto che tu con quel farmaco non sei in grado di guidare, ma diciamo che è un caso su un milione questa ipotesi. Un minuto, Arturo, nel senso che ormai, perché abbiamo fatto un po' di ritardo, ma queste sono per le cure, le medicine, eccetera, una cosa seria. Ma le cose più importanti delle quali si doveva parlare, le cinture, chi parla al telefono, chi non fa le segnalazioni. E sai che adesso devono essere tutti con la cintura, anche quelli che sono dietro, per tutti devono averla, perché sennò c'è la multa. Tutti la cintura, già a partire da lunedì. Se hai 6 posti, 6 tutti con le cinture, oppure nessuno deve avere telefonino, deve essere fissato il telefonino. Queste sono le norme, queste sono le vere cose per le quali vai incontro a problemi e a multe. Secondo te è meglio così o era meglio come era prima, che mettevano tutto nel calderone e con la scusa della pastiglietta che hai preso 2 giorni prima ti creano problemi e magari in macchina o non hai la patente o non hai pagato il bollo o non hai pagato la revisione o hai le gomme che magari non sono quelle adatte per la stagione. Cioè, di questo momento, di queste cose, come la vedi tu? Tutte le macchine adesso devono aggiungere le cinture. Come bisogna fare, Arturo? Sì, oramai è da decenni che le macchine hanno le cinture anche nei sedili posteriori e hanno le cinture per i posti per i quali sono omologate, no? Per la quantità di posti, quindi è oramai da decenni.
Adesso c'è l'obbligo di allacciarle, non solo di averle in auto. È successo come quando c'è stato l'obbligo delle cinture anche per i posti anteriori. All'inizio c'è stato un po' di trambusto perché si modificavano gli usi, le consuetudini delle persone. Poi diventerà una cosa meccanica che appena uno sale in autovettura si allaccia la cintura ed è un motivo di sicurezza. Quindi per le cinture esistono già in macchina, basta allacciarle, la gente non deve spendere soldi perché tutte le autovetture sono dotate anche di cinture nei posti, anche le macchine che hanno più di 20 anni hanno anche le cinture nei posti dietro. Altro discorso per gli strumenti per poter parlare al telefono. Oramai con pochi euro, con pochi biglietti da 10 euro si montano delle autoradio che hanno la possibilità di avere il Bluetooth e quindi di utilizzare l'autoradio come un risponditore senza togliere le mani dal volante. Quindi è un investimento da pochi euro, ma che ne guadagna notevolmente la sicurezza stradale. Ci sentiamo sabato prossimo, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia e un abbraccio a te Luigi, a presto. Grazie a te, grazie anche alla nostra radio. Quindi noi come ufficio rapporti sociali, l'ho detto, siamo a None con la sede generale in via Volvera 3. Chi volesse chiamarsi può fare il telefono 328 07 15 232. Noi dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì siamo lì dalle 14 alle 16. Il più delle volte abbiamo presenti, come avete sentito, l'architetto, l'ingegnere e abbiamo anche il giornalista, perché lì siamo con Federico, siamo quasi a casa sua. Quindi chi volesse dare informazioni, chi volesse avere informazioni, chi volesse chiedere spiegazioni, da noi trova le persone giuste, al posto giusto, al momento giusto. Ringrazio anch'io la nostra Radio Libertà che consente la possibilità di poter essere utili, perché noi siamo a disposizione, e quindi do un forte abbraccio soprattutto al nostro regista Lorenzo che poverino si fa in quattro per darmi una mano alla mia età, e quindi ringrazio tutti, ci sentiamo sabato prossimo e vi spiegherò delle novità che ci saranno, perché ci sono grossi avvenimenti in questi 7 giorni. Grazie a voi studio.